Paolo Fresu nasce in Berchidda in su 1961. A 11 anni comincia a suonare la tromba in sa banda musicale de sa vita sua. In su 1980 es operi su jazz. In su 1982 comincia a lavorare registrando pro Sarai e a suo stesso tempo studiando in suoi seminari senesi. Si diploma in su 1984 in tromba in su conservatorio a Steddo in su mastro Enzo Morandini e a Pusti si studia in su DAMS in sa sezione musicale in su Università di Bologna. Dal su 1988 cada anno apparizza in Berchidda Time in Jazz, un festival in su tempus è diventato internazionale e in uve in belle 40 anni han suonato artisti de cabale di tutto il mondo e ne mai dimenticare la musica de sa tradizione sarda. Dal suo 2017 il Fresu è ambasciatore di UNESCO Giovanos pro Italia. Ha fatto il direttore di uno Antor Festival Jazz. In suo 2010 ha fondato la domo discografica Tuc Music. Ha piato parte a pur debattos entor discos e ha fatto pur determinati concertos in tutti i imbe continentes. È stato in Bologna, ma che ora tempo meda vinas in Parigi e in Sardegna. Paolo Fresu, lo conosco in tutto, non ha bisogno di me parole. Spero una cosa la possiamo narrare e è suizo per noi la pandera più alta di Sardegna a dir doie. E se aumenti su dire a tutto il mondo e conosco la nostra in tutto il mondo. Paolo, aumenti hai cominciato a suonare? Una storia lunga. E io, tanto, sul primo ricordo di questa musica sono forse io batto in banno. E fio in domo, catando in domo, viviamo, io sono vicepastore de massaggio, namus, quindi fiumus in domo con suoi amici del babbo e de mamma che vini pastore de massaggio. E figli di Carrasegare, forse su Gioia de Carrasegare, ed io minore, sono io armonica a bocca, un'armonica minoredda, forse me l'ha regalata da Issoso, e con questa armonica io sono io, ovviamente non fido un strumento difficile, e tutto ballaiana in domo, e su luogo vi pieno e stella alfilantes e de roba e Carrasegare. Ovviamente viviamo in Sagentina, in su piano alto non ballaiamo mai, si stanziaona, io non si intraia mai, si intraia solo per qualche battigiamo, per qualche cresima, per qualche motivo importante, quindi gli stai in giosso e vai ad una festa. Poi la musica mi ha sempre appassionato, babbo vede appassionato di musica, mamma pure, devo narrare, mamma sta ancora io, a 98 anni, grazie a Dio, sta pure bene. A Culsandomo vai ad un complesso, Bidda è stata sempre un vago su luogo questa musica, questo complesso, questa banda musicale, è tutta nata attraverso la banda musicale, che è una banda antica che è nata in sul 1903. E quindi a Culsandomo uno sono tanto complesso, però iana proprio in strada e domo e vai ad uno suonatore bezzo che si chiama Fabio Serra, che suona a sa chitarra, e si presenta a piacere Fabio Serra suonatore a chitarra. Ed è un CD essendo appassionato di musica andai io a biesa sprova di questo complesso, no? E tanto una di mi prestato una chitarra ed ero la città di Sandomo. E incominciai io a strimpellare questa chitarra, a strimpellare una cosa armonica, insomma, fio effettivamente appassionato me, ma soprattutto quando passai a questa banda, quando vai ad una processione, un funerale, una processione di Pasqua o di festa, e uno bidiosora e io dai domo in pigiama, entrai io in mezzo a questa banda che fio completamente macco di questa quando su mastro più bustiano viga, si narraia di insegnare tutti gli strumenti, ovviamente vedo un unico mastro insegnaia da tromba, trombone, clarinetto, sassofono, batteria, tutti gli strumenti, sono mineti, ben alleare la lezione di musica. E su sogno mio vidi di poter stoccare sa tromba che io in domo, proitte, caso il mio l'hai comporata provare di mio, che ha vanno in più, e ovviamente credo che vi comporata in quinta manuga, no, hai la possibilità di comprare una tromba. E quindi quando frate mio la sedi, caposca hai sallassato questo strumento, mamma la ponzete in valte alta questa libreria che è io minore, ti mia in qualche modo che toccende la potevo segare.
e quindi su sogno mio vidi uno di toccare questa Sa tromba. tromba. E finalmente quando su mastro mi hanno detto, è inutile che stai sempre in che va a noisi, e lì a sa sala e sa banda che ti diamo lezione, e tanto sono andato, no, con la mamma, mica su mastro mi è andata bene a lezione, e tanto finalmente ha potuto toccare questo strumento che vedi in una custodia nietta dell'inna, foderata del velluto rouge, quindi insomma, qui veramente per me è minore, io 7-8 anni, quindi veramente una cosa straordinaria. E quindi sono andato alle prime lezioni, quando sono andato su mastro mi hanno detto, ti diamo su un clarinetto, poi no, io penso suonare la tromba, su un anno che puoi toccare questi strumenti, e quindi ho compreso che io veramente resignato, e quindi ha compreso che io dovevo suonare la tromba, e quindi ho incominciato a fare lezioni di musica, ho imparato a leggere la musica, io meda musicale effettivamente, e su mastro non queria che suona io nulla di diverso da su che devi fare Rinies, al Marcettas, eccetera, eccetera, ma io sicuramente vivo musicale, in Roma intendio in questa televisione, vieni la trasmissione del Dando, questa televisione, questa orchestra ritmo sinfonica di Sarai, no? Di Milano, di Roma, di Torino, poi mi canda io in campagna, ma io ho fatto una domitta sopra un alvure, e quindi mi candai in e con questa tromba che io facevo su che intendio in questa televisione, insomma io effettivamente mi da musicale, quindi sono entrato in questa banda, poi sono più bravo di questa banda, quando veniva a Pulcessone si fermavano a denante un bar, e i due incominciavano a improvvisare sul ballabile, mi vivo io, mi vidi Andrea Poppi che suonava su sax tenore, Piero Vresu con suo trombone, eccetera eccetera. Sono più bravino di questa banda, eravamo sul più musicale, se si fermavano in piazza incominciavano a suonare Perez Prado, sul valzer de Casadei, eccetera, e questa gente si poneva a ballare in piazza, fino a un altro tempo, se parliamo di questa fine degli anni 60. Fentacando non ha conosciuto un pianista de Oschiri, che a differenza mia, che vi figlio pastore, vi figlio un dentista, che vidi melomani, appassionato di opera e di jazz, e quindi hai ad una discoteca, e se mi passai a queste prime musicassettas di una volta, che sono giovane, non è che manchi tessuto, come, ed è io ho cominciato a intendere qualche cosa del jazz. Intanto io inteso in sta radio un trombettista americano, Zeltu, Nieddu, che è uno che suonava da tanta notas, quindi non fi Miles Davis e Chet Baker, non è che manco Chievini, fiti sicuramente uno tipo Clifford Brown, oppure Lee Morgan, Fats Navarro, insomma uno boppers americano, e sono restato folgorato da questa musica, poi è nato baitesco sta cosa, come si fa che da suonare la tromba in questo modo, un umano non può suonare la tromba con questa incredibile tecnica. Sono stato folgorato da questo aspetto gimnico di questa musica, però poi sono stato folgorato dalle estetiche su sono, e quindi poi scapò conosciuto a Chet Baker e a Miles Davis, sono stato folgorato da Issos più che da Isattero, e i due tutti spaltito, quindi poi in 80 sono andato a Siena la prima volta come allievo, in Sardegna non caia nulla, sono tornato in 72, mi vidi ricorava che varia su jazz, con su quale oggi siamo amigos, suonamos un pari, abbiamo suonato tanto un pari, abbiamo registrato un disco, dai 80 anni sono diventato insegnante in sul mattessi seminario, in so scale solamente battorano prima di allievo. In 72 ho provato il suo primo concerto professionale in Roma, in orchestra del Sarai, diretta da Bruno Tommaso. In 80 Battle mi hanno dato un premio come miglior talento del jazz italiano, insomma è uno che sono io non bindaia di gente che sono io bene in questo momento, specialmente di trombettista, vivi di scuola, adesso trombettista di prima, andiamo su questa orchestra, Valdambrini, Fanni, eccetera, eccetera, e poi Enrico Rava, che bella fatta, capito, è andato a vivere posca in Sud America, in Argentina, posca è andato a New York, eccetera, ma su trombettista non bivini. E si vede spalta questa oghe che
in Sardegna abbiamo uno giovane che suona sa tromba e quindi mi telefonai a Nandromo, mi dirai, noi schifo del bene, sei libero dalle dia, libero, liberissimo. E quindi tutto è spaltito in questo modo e nonostante tutto è stato facile rispetto a Oe e rispetto probabilmente a tanto altro. Uno pensa che in Sardegna, uno si vive in Sardegna è tutto più difficile. Questo sicuramente è il vero, ma se uno in Sardegna fa una cosa come te cussa e quindi ha un limbazzo originale, in qualche modo diverso dai sosattero, che hanno l'ha studiato, che hanno l'ha appreso come te sosattero, in fondo questo fa una grande differenza. Ascolta, tu hai suonato in tutto il mondo, si può dire. Avresti solo essere grado di pure a suonare? È una domanda difficile, che sono sono meta, ovviamente, ma non sono tanto solo che fa questa differenza, è stessa gente. Il suo primo viaggio importante, il suo primo viaggio fuori Italia l'ho fatto giornata in India, 1984. Non fui andato manco a Chiasso, mai. Sono arrivato in Napoli ad un aereo da Roma e sono imbarcato a Nuova Delhi ed è stato un shock, ovviamente. Non fai dai una parola inglese, tant'è che ho pagato sul biglietto questo concerto mio. Che hanno sorressito, che hanno impiegando sulla sua parte, io vi vestito per andare in su banjo e più ora adesso spazi su concerto per una signorina che invia sul biglietto e io so io che devo suonare, ma non sono resistito a spiegare, quindi ho tirato questa busciacca, sa ruppia e ho pagato sul biglietto per su concerto mio, questo l'ha manteso pro anno, se può scarpare, talmente divertente che l'ha raccontato, vabbè. Una delle cose più emozionanti che ho provato è in su Cottolengo de Bosa, che hanno provato già nei suoi 50 anni, eppure sono un luogo fin tutto eccezionale, dai su Tempio de Antas, passando per Darros, passando per Onora, passando per questa scheggia più bella, la basilica, sono un luogo con una natura impressionante, eccetera, eccetera. Però questo momento è stato per me, non mi dimentico questo momento che questa gente di questo luogo che ha fatto sì che io non mi sia dimenticato. Io credo che non bappato un luogo prediletto, ma tutta una serie di situazioni in cui la musica riserva sempre qualche cosa di nuovo, su che tu non te l'aspetta, se improvvisamente arrivi e su che deve fare solamente della recepire, ecco.
in un'intervista narrau a di diede aggradare a suonare in Gaza, o mente mai. Ma creo che la musica Salvador è più che mai pro cercare di mandare un messaggio di pace, di solidarietà, di tesa di mano, di accoglimento. Oggi c'è tutto il tema della migrazione sul Mediterraneo, noi siamo immersi tra satiro, sul tema della guerra, sul tema delle equità che mancano. Io credo che la musica sia da un messaggio realmente universale, più di qualsiasi altro messaggio d'arte, linguaggio, e quindi che questa musica si possa da contribuire a mezzorare su che non spiaghe, no? E ho un strumento potente che è questo della musica e chilco dell'impittare in solo limite di queste possibilità. Sono andato a Kiev poco tempo fa che esplosionare appunto per giungere un messaggio di pace, me da maniscritto una duetta e non andare a Gaza, e a Gaza vanno manzano, si vi può andare, e spero di bandare l'estero, spero di andare l'estero che questo che renare che si resesso a bandare, che renare che questa guerra si firma, o non si può andare, è impossibile, ma su di che va poter andare, e spero l'estero che renare che finalmente questo conflitto è finito e si può partire questa ricostruzione, cosa lunga, mera, non va restato più nulla. Nulla. Né vidas né palatos. Vada una persona in sala di sta grado di suonare. E i pure sono meta, sono queste persone con queste scale che mi sta aggradato, mi spiacchido come teniamo specialmente in vita, sono queste scale e continuo a suonare. O hai comunque una relazione strinta, penso nella Vanoni per esempio, che è una cara amica, e chi mi ha pedito a suonare su funerale sola, poi aspetta, il dia che si canta prima, io sono a Sudò, ma chi mi cantavo prima dove tu cantas su me, ovviamente, uno pianista americano che si chiama Arthur Kane, che è straordinario, sul gruppo il mio si stabile, su quintetto che esiste da 41 anni, sul gruppo Devil con Bebo Ferra, cagliaritano che esiste dai 20 anni, sul gruppo con Omar Sosa, che Mattesi esiste da più di 20 anni, abbiamo collaborazioni che andano avanti su tempo, che andano più in cudala di su piacere di suonare, ma qualche cosa in più, che è una relazione umana, un'amicizia, qualche cosa che si crea e poi diventa da una saldatura importante che fa che sì che questo progetto, indipendentemente dai tutto, potrà andare avanti in suo tempo. Ecco, quindi poi posso vedere di Carla Bley che mi ha insegnato tanto, posso vedere di altro il musicista, posso vedere discorsi che mi hanno dato tanto a incomincio, per esempio Bruno Tommaso, che è suo primo, che mi ha dato fiducia, che mi ha dato appunto a Roma in suo 82 suonare un'orchestra de Sarai, e tantos altri. Zonzun in qualche modo ha contribuito con qualche cosa di importante, e però bana relazioni che poi non finiti, che continuano in suo tempo, indipendentemente dai tutto, e credo che questo sia probabilmente la che mi ha lasciato più uso, e che mi ha insegnato tanto, e che continuano a mi insegnare pure uomo. È una persona invece che sa ale ma sa più suonare e non va capitato però a mancare, però è una generazione a mancare che è morto quando tu hai cominciato a suonare, non dico, però è una persona che sa dove sta aggradato proprio a suonare. Non lo nego, mi piace da suonare con Miles Davis, e non l'ho manco conosciuto, lo racconta a teatro, che quest'anno ha provato un trivaglio teatrale su Isse, che si chiama Kind of Miles, e tra l'altro il spettacolo incomincia
proprio con su momento in cui ha preso de sa morte de Miles a Cagliari, in suo bastione. E naro che mi ammento perfettamente sa qualità de sa luce di questa manzana per settembre. E vado una cosa divertente che racconto questo spettacolo, come mai non ha poco nota Miles, che so 84 insegna io interni e su direttore di Umbria Jazz organizza un concerto di Miles interni. Siccome ti schia chi violini e mi invitei a questo concerto e ovviamente io entusiasta e quindi andai a questo concerto bellissimo che mi ammento ancora, che mi ammento con te Miles vestito, i te fatteti eccetera eccetera. A fine di questo concerto che mi che vi andende su direttore di Umbria Jazz mi dede e mi narra bene che ti fatto conoscere a Miles. E io mi chiedo fuito che è un ladro e quindi non l'ho mai conosciuto. E quando su notte vi tornando a Bologna, che tanto mi muovevo da Bologna con questa macchina, mi sono passato una Mercedes Nieda e mi immaginesi che mi vedesse. Insomma, per una guida non vedevo altro, in tutta la macchina Nieda si dio a Miles che mi abbaia con questa gara. Chet Baker l'ha poco noto, invece è stato un incontro bello, bello meta. Lo racconto che sono io in Sanremo, tanto vissuto 83, uno dei suoi primi concerti importanti. Sono io sul Festival di Sanremo, vedo un festival di jazz importante come un Bespiuso e su Mattesi Caltellone Bivicette, che sono io su di voi. E ho fatto sul concerto in sala e su Casino di Sanremo e a suo concerto andai abbastanza bene e quando finiti la gente che vi già andata, quindi salluga il film paga bascendesi e mentre Fio Gonzane sa tromba in sa custodia, i desiri su fondo uno benzende verso a noi, verso sul gruppo. E poi piano piano, si vede andando piano piano, comprendesi che vicette. E comprendesi che non fi benzende verso sul gruppo, fi benzende verso a mie. Non avete fatto come. E ovviamente ho agitato, sa consiglieri in un italiano uno mi ne di complimenti, dice quella versione di Raw Midnight l'ho molto apprezzata. E io non mi ammento si dovessi narrare grazie, sia po una paraula, e con sa mattessi lentesa, con sa cala il Venus che ste andato. Insomma, grande signore che accetta una ragazza che vedo un personaggio difficile, trattai male sul musicista, chapeau come tenere sul francese, su me così io nessuno, un giovane musicista che nessuno conoscia, da isse su grande Chet Baker, Benzeda mi pare su complimento, questa cosa mi è stata impressa pro sempre e non mi dimentico, ecco. Maniau questo festival e che sta arrivando a 38 anni oramai, ma aumentate di starti in Conca, era un festival in una vita minore come te a Berchidda. Ma andiamo che quando abbiamo cominciato a girare fuori, specialmente quando io in Francia, abbiamo cominciato ad andare in media in Francia a metà degli anni 80 verso la fine degli anni 80, andavo io a suonare meta, specialmente sul sud della Francia, intanto il festival minore che si fa in logos veramente in bidas minores, con tutto il volontario, eccetera, eccetera, e su 1987 su sindaco di Dando, di Angelo Crasta, mi dice, ma perché non organizziamo un concerto con il gruppo ed io ho fatto un concerto con il gruppo mio, con il quintetto storico che esiste ancora, perché 40 anni, con un mimo catalano, che io già collaborato in Spagna, in Catalogna con un mimo, e fatemo un concerto in su Coltile del Sasilo parrocchiale. E tanto, siccome tanto bene meda, a fine del suo concerto mi dice, poi questa cosa proviamo a rendere in suo tempo. E tanto apponato, proviamo a fare un festival, siccome sanno prima finnato sul Festival di Sant'Anarresi, che commenta sul festival nostro si fa che è un luogo
minore, pro canto Santanaresi appada possibilità del turismo, che ovviamente idda non aiada, vivicenza in Sardegna, ma certo che non nos podiamo paragonare con Cagliari. Poi nato si bilan fatta isol, forse la potremmo fare che noi spuro, e tanto questo titolo, Time in Jazz, mi viaglia, non quero narrare nulla, ma sto tempo, il nuovo tempo del jazz, visto sottotitolo, che l'hanno bogato, e quindi questa prima edizione sta nel 1988, legata pure sul cinema, abbiato un musicologo che veniva a raccontare di questa musica, eccetera, eccetera, e con Sosanno andiamo su festival seste all'Algato, prima si faceva in una piazza minore, poi piano piano andiamo giù in una piazza più manna, fettaccando poi fattimmo un concerto in Sagheggia campestre di Sant'Andria, che è appena stata restaurata, che vi falata Zabovida e su parroco di Dandola e sistemata, con Antonello Salis, e fin concerto acustico ovviamente, e questo concerto ha peito un'energia, un'emozione talmente manna che abbiamo detto, questa è una giae incredibile pro leggere sul festival, e da qui siamo partiti su una nuova scheggia di Ida, da scheggia di Ida noi siamo spostati da questo al Sollogos a Culzu, quando posca su pubblico ha incominciato ad aumentare, non bisogna più entro la scheggia, su un chiesa di campagna, noi siamo andati da Sollogo il fora di questa scheggia, su pubblico aumentava ancora. Sono concerti acustici posca li abbiamo sostituiti con concerti amplificati, che quando arriviano 700, 800, 1000, 1500 persone non si intendia più nulla, e piano piano bada più una indagine, una riflessione su questo logos, su questa natura, su questa ghilca, di tutto questo logos chiamo a questa vita e in vita che sono interessanti, e che nessuno però probabilmente immaginaia che potevano essere interessanti. E quindi sul festival è diventato effettivamente una ghilca continua di cose differenti, che ha fatto sì che si sia effettivamente sposato con il suo territorio, con il suo luogo mattesi, i suoi esperimenti con Pinuccio, Sciola, la prima volta che ha teso a spedra a bida con un camion umano, bevi sta gente in piazza, solvezzos che fini qui a stare, a badaia questo camion, dove va là questa spedra, in silenzio, a badaia tra issos, e poi uno ne dice, non che andai a pedre in bida, bisogna della tirare dai fuori. Ecco, abbiamo tutta una serie di cose che hanno fatto sì che sul festival sia cresciuto 11 anni, ma non è mai scoppiato, e questo ha in qualche modo dato forza a questa idea originale, cioè fare una cosa di anno in anno, per fare sì che questa roba possa diventare forte e possa ponere raghinas in terra, per resistere pure magari in un anno desizzidade a restare via, ecco, e siamo ancora in che cresce da Dio. Rafagano, Rafagano si crede? preoccupazione, pensamento. Lioria, Lioria, I test Lioria. rimasuglio, poca cosa, insomma. E per esempio una frase con questa parola. Non barra stato Lioria, non barra stato nulla. Lioria Veruna. La giurichetta, no. Mannalitta? Poi?
Già però tu non car mai inventiau sa tradizione sarda, no? E dunque ussu i beni da su onnuttu, mancare modernandelo, mentre se narande, quindi dai su anta tenore a sa poesia bulu. Babbu tu e non si perdia mai, mingesta una serata mingesta, ma è vero, io stesso e che Borzio giù e sa poesia bulu a suo festival. Sì, babbo vide un pastore poeta ovviamente, quindi quando fattemmo su una prima edizione, ma mentre la prima volta che babbo è spiegato sopra sul palco, vidi un progetto dedicato a Pedro Casu, che si narra Annara Babbai, e vidi un progetto proprio in cui su jazz si relaziona con sa poesia. Babbai vidi un poeta, vidi un glottologo, un studioso della limba, e quindi babbo vi chiede a su palco con Nerina, con Atteros, per declamare la poesia sua. E poi fattiamo su un'altra cosa che si narraia da Prospizio d'estate, vide una cosa dedicata a Sospizio di Ida, l'abbiamo fatto per qualche anno e poi è finito, in cui proprio vide una cosa dedicata a sa poesia de sos poetes el Childesos, eppure a sol giovanes poetes el Childesos, e quindi babbo vi sempre presente, vi ne gusto, poi veniva sempre sul concerto, insomma io lo giudivo a tutti i concerti, perché quando veniva sul concerto e beh, te spiacchido, e gusto vi bello meda, e poi scaunzettato e non gusto di spiacchido, no, questo non lo ha spioso. E che non è melodioso, hai che io essere melodia. Babbo, non potremmo fare un festival alla carta, tipo sul ristorante, no? Che tu sei per assughiere, eccetera, eccetera. Però vi appassionato a questo punto che non pago la mascotte su festival, quindi mi sento molto a fine di giugno, e su festival in agosto, e sono volontario hanno deciso di lasciare Boido prodotto su festival a Catrea, in cui si sei, ecco. Su jazz pure beste sa parte improvvisata, e dunque si è assimizzato un pago a sa poesia, no? Sa poesia del cantatore nostro, speronare dipende da esa mutta, sia il mutta ona essi bene, sia il mutta mala essi più spaguene, quando due sono a sa sola funziona in un modo, e quando sono in compagnia in duo spronare funziona in un attero. Funziona di onzi sistema, ovviamente, come dire, su zeri di cosa differente. Il suo problema non è scuste sul misterio dessa musica, dessa creatività, dessa improvvisazione grenare, che io ho potuto suonare oe con un musicista e Crasco su Mattessi, ma sul concerto di Crasco deve essere bellissimo, su oe non vale nulla. Dipende dai non fa nulla, non va no, però comunque, e quindi dipende dai Samuti integrenare in questo caso, grenare ispirazione, può essere pure sul luogo in cui esese, sul rapporto con il suo pubblico, sul rapporto con il suo zono, cioè salvariabile, può decretare sul successo di un concerto, sono talmente tanta, che ogni dia non ischil veramente te potete arrivare, ovvio che sul musicista capazzo, professionista, non fa mai su un certo livello, però per iscrivere a questo livello per andare a sura è impossibile, è la bellezza, scusa, si fida quotidiana, questa capacità nostra tu quando pica sulla giocata non rischi zitte su zelli, e non rischi su notte di quando a dormire, forse grazie ad essere il mezzo de oe, oppure su una notte finalmente di quando a letto contento che andato su concerto è stato, quindi ogni dia ponesi in moto tutto come ti sia prima. Potete combinare in sa musica che uno che suona non si intenda proprio bene, fino al de salute, o sia tristo, e poi comincia a suonare lì è una cosa alta. Assolutamente sì, e noi schimo sproitte. Cioè è un lisco, promessa musica è un misterio, e mi piace chi resta un misterio. Per esempio lo strumento che è la tromba, ma un collega mio che quando si incontra tra trombettista sta sempre vedendo dei strumenti, i tastue, la campana cantell'alga, e su canneggio canteste medium large o de canteste, io non isco nuda,
questo strumento promesso un mistero e mi piace che sia a gasi, non scopro il tesoro, sul mistero questo una tromba, uno a volte andano in domo dei amici se hanno una tromba in sai scrivania, che è un bell'oggetto, no? Proprio un tenere in domo, però che praticamente lui fa che su una nota è vestito nel mondo, ecco questa cosa del strumento che è inanimato, che resta di lui e chi tu lo leas in mano fa che se una cosa è vestito nel mondo è straordinaria. Sul misteri, a me mi piace di mantenere questa distanza, no? Sono dei noi schire, cioè un zidì quando leo gli strumenti e fatto una nota è una cosa nuova. Paolo, ha girato tutto il mondo, però solo adesso oro, ma credo che non adesso passo a Barratucone. Sì, sul luogo di babbo, sul luogo della famiglia, sul luogo in cui abbiamo posto tutta l'energia possibile, fino a un luogo in cui non baiato una goccia e abba. Io mi ammento quando io minore, baia solamente uno pago e abba a culza sa inza in sa valte bascia e mi ammento che pro pianare una brocca vi creato un'oretta, una brocca, canto vedi un litro e mezzo, un'oretta vi creato e quindi sul luogo vi tutto giallo, specialmente se stio stadiale vi tutto giallo, non vai a nulla, quindi ti potevi fare in questo luogo, pagare nulla, però mi vivido tutto isso, pro seculos, no? Vivissi scuola in sa cantonera Tuccone, Sutta, mamma andava da Enie, è stata la guerra, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto abbiamo scoperto che Sutta a 70, 80, 90 metri baiana rio de abba, con questa tecnica no, dei sosputos artesianos, eccetera, eccetera, e come è un luogo che pare su paradiso terrestre, no? O giardino mannos o piantas eccetera eccetera. Babbo fortunatamente è resistito a bies tutto questo prima di andare, no? E quindi sono luoghi preziosi che hanno mantesos o prosciughi vini e prosciughi su nuove e quindi tutto questo connotto questo che abbiamo vivito tanto non lo potessi dimenticare, quindi io vivo in Bologna, capo la famiglia da tantos anni, è una rosa città mia, che effettivamente Bologna è diventata la città. Parigi, questo altro luogo e Bidda, ma più che di tutto Tuccone, che tutte queste nadinie, no? Ecco, questo sono non ha nulla a che fare con questa lingua intesa come grammatica, come parola. Fino al stesso giorno del babbo quando giochia sul voese, no? Che non narraia parola, non narraia da fare solamente sonoso, mutoso, che però fini in qualche modo lei ha sul luogo questa parola. Questa parola è stata arrivata poi quando dai sa campagna ti trasferis a Saida, no? E in Saida ha bisogno di comunicare, di contrastare, a volte di alzare pure la voce, qualche volta, no? E quindi tutto questo non lo potete dimenticare, che comprende che su chi soe in fondo este cussu che ha in qualche modo posto in pe attraverso questo percorso, qui vedi una semita, un luogo in cui è nato tutto e quindi evidentemente se tutto è nato in nie, tutto deve tornare in nie. E quindi so scelto che
su die che non vi deve essere spiusa per precontare d'orra sicuramente, si che ognuno mi che giuga.